Buonasera, parte F Motori, il magazine settimanale dedicato al motorsport su Telefriuli. Un saluto da Marco Angileri. In questa prima parte di trasmissione con noi ci sarà il pilota di rally Matteo Duca e poi seconda parte si gira pagina perché passeremo alle due ruote in pista. Ospite assieme a noi ci sarà Emanuele Beraldo. Questa sera si parla anche di rally, un ben trovato a Matteo Duca, pilota. Ciao Matteo. Ciao, buonasera. Allora andiamo un po' a ripercorrere quella che è stata l'inizio stagione per voi, te, la tua navigatrice, la Giorgia Tullio, ricordando ovviamente che soffrite di quello che è stato l'annullamento del Bellunese, ma poi vi siete rifatti per quanto riguarda appunto la gara partendo del Piancavallo e poi il Rally Valli della Carnia, perciò Coppa Rally di zona con due belle gare. Com'è andata? Ma ovviamente dispiaciuti perché il Bellunese, come tutti sanno, è saltato, però diciamo che il Piancavallo e il Carnia sono state due gare molto positive, e soprattutto perché abbiamo avuto, soprattutto io, una notevole crescita. Tutto questo grazie al team, al nuovo team, che lavorando assieme a loro abbiamo spiegato tante cose, siamo riusciti a cucire la vettura, come si suol dire, sul mio stile di guida. Ecco, quindi sono molto soddisfatto. Una vettura, la tua, una Peugeot 208 R2B, ormai hai preso le misure, la conosci bene. È chiaro che forse, a mio avviso, aver inserito anche le turbo, le 208 con le stesse aspirate, forse è una lotta impari, almeno questa è la mia impressione, non so cosa ne pensi te, ma molti lo hanno confermato questo. Ma sì, è una lotta persa in partenza. Difatti quando si va a scarrellare le classifiche ti vedi indietro, ovviamente capisci che sono quasi irraggiungibili, ecco. Quindi secondo me hanno fatto una grande stupidaggine, se si può dire. Beh, questa è detta anche di molti tuoi colleghi piloti, in effetti il raggruppare le vecchie aspirate 1600 con le 1000 più o meno turbo, che hanno diciamo un livello di competitività maggiore, ha sfavorito appunto le aspirate. Questo forse non è andato benissimo per chi aveva poi fatto degli investimenti anche, è vero? Ma sicuramente sì, perché comunque è una macchina che purtroppo per questione anche di moda viene lasciata un po' da parte, perché tutti vogliono adesso correre con le nuove turbo. Però comunque l'R2B è una macchina che ancora dice il suo, e per chi la sa portare, ovviamente non sono io il caso, ma chi la sa portare come Dio comanda, insomma, dice ancora la sua nell'assoluta. Anche se poi è una gestione del motore diversa, la cui un'aspirata bisogna tenerla su di giri, l'ha cambiata così a 7-8 mila giri, e una turbo parliamo di 3-4 mila giri, bisogna già cambiare marcia, perciò una gestione totalmente diversa. A te piace sentirla cantare, immagino? Sì, a me piace sentire il motore che urla, sì, assolutamente. E dal Piancavallo, dopo il passaggio al Rally Valli della Carnia, anche lì una gara entusiasmante, tanta concorrenza, perché mi sembra eravate circa una quindicina in classe. Quando ci sono numeri così importanti diventa tutto più difficile ma più bello. Ma se non ricordo male eravamo in 18. Comunque sì, è stata una gara fantastica, soprattutto a livello organizzativo. Rinnovo i complimenti all'organizzatore, agli organizzatori, anche del Rally del Piancavallo ovviamente. E soprattutto per quanto mi riguarda è stata una gara in crescendo, anche perché verso le ultime prove potevamo dire che eravamo lì assieme coi tempi con le R2 aspirate, eravamo proprio lì davanti, quindi sono molto soddisfatto. Al Valle della Carnia qual è stata la prova speciale, quella dove ti sei trovato più a tuo agio come caratteristiche di pilota? Mi è piaciuta tantissimo la Val di Lauco, proprio mi ha fatto, se posso dirlo, godere. Poi lì parliamo di discese molto accentuate. Tu hai già fortunatamente anche una vettura di classe che ha una frenata impressionante, perciò si riusciva a sfruttare bene le caratteristiche della vettura. Sì, discese molto veloci, e anche la frenata della macchina è molto performante. Difatti non è facile capire il limite della macchina in frenata, perché ti permette di fare veramente cose impensabili. Il limite lo capisci standoci su, immagino, gara dopo gara, anche e soprattutto
immagino anche la percorrenza in curva, la velocità che devi tenere, questa avviene con tanti chilometri sulle spalle. Sì, assolutamente, la percorrenza in curva l'ho capita proprio nelle ultime prove del Rally della Carnia, dove ho detto adesso mi butto dentro e voglio vedere in dove sta, e dico cavolo, ma quando è che molla? Quindi è molto difficile mantenere il ritmo costante curva dopo curva, no? Ma in totale quante gare hai fatto con questa vettura, con la 208 R2B? Per capire anche quando è arrivato il momento in cui hai iniziato a conoscerla bene. Ma credo se non 8 o 9 gare. 8-9 gare. Diciamo gara dopo gara alzavi un pochino l'asticella per capire, ecco, dove arrivare. Sì, assolutamente, però bisogna lavorare tanto e capire tanto di assetti, cosa che è meglio essere seguiti dalle persone competenti. Ecco, diciamo i nomi, anche il team che ti segue da quest'anno, anche che ti ha dato delle belle soddisfazioni, mi sembra. Sì, siamo passati con la Baldon Rally, che ringrazio. Beh, Baldon è anche un nome conosciuto nel mondo dei rally, perciò non è un novellino. No, assolutamente. Comunque soddisfatto in questo caso. Senti, parlando di futuro, quali saranno le prossime gare te e la Giorgia? Ma sicuramente prenderemo via il Rally delle Alpi Orientali, poi sicuramente ci saremo anche al secondo Rally della Carnia a ottobre e probabilmente faremo ancora una gara verso fine anno, non sappiamo ancora quale. Beh, direi un bel programma, anche perché non vi fate mancare nulla di quelli che sono gli appuntamenti principali nella nostra regione, praticamente tutti i rally, e poi se arriva qualcos'altro in più va bene. Ma Matteo, però parliamo di terra, hai mai avuto qualche approccio oppure la voglia di provare anche un rally su terra? È una cosa un po' che molti piloti che solitamente gareggiano su asfalto non provano e non vogliono provare, almeno alcuni. Ma guarda, in passato, qualche anno fa, mi pare ormai un 7-8 anni fa, ho avuto il piacere di prendere parte a 2 gare di autocross come approccio sulla terra. Mi sono divertito molto e Giorgia mi sta premendo da qualche anno di provare a fare una gara su terra, ma quindi dovremmo imbastire anche questo discorso. Però non ti vedo ancora convintissimo del salto tra l'asfalto e la terra. Insomma, non è. Sì, mi piace, mi stuzzica, ma non mi manca ancora quello step in più, soprattutto capire con che macchina andare a farlo. Ecco. Beh, diciamo che già una 208 aspirata è molto competitiva, soprattutto anche molto collaudata negli anni, è sicuramente quella che nella tipologia di classe è sempre andata più forte in questi ultimi anni, perciò avresti una garanzia. Sì, assolutamente. Poi dovresti cambiare assetto, cambiare un po' anche guida, però serve una bella esperienza, immagino. Che dovrei tornare tutto da capo, reimparare tutto, no, ma comunque sì, sarebbe una bella esperienza, sì, che aiuterebbe, credo, anche per poi ad approcciarsi meglio alle gare su asfalto, ecco, per quanto riguarda l'aderenza, insomma, credo che sia una bella scuola anche quella. Parlato perciò della prossima gara, il rally del Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali, ricordiamo quest'anno non c'è la validità né per campionato italiano asfalto né assoluto, ma è come il Piancavallo, come il rally Valli della Cania, cioè Coppa Italia di zona, possiamo dire. Qual è la prova, si vocifera già di quelle che sono chiaramente inserite nella gara di fine agosto, qual è la prova che ti attira particolarmente, visto che la gara la conosci già? Ma guarda, la prova di cui io sono innamorato è proprio la prova del Trivio, San Leonardo, che proprio la conosco molto bene, difatti all'Alpi Orientali punto subito a partire feroce, se si può dire. Ecco. Via, pronti, poi lì non manca neanche il pubblico e sarà sicuramente un qualcosa in più perché c'è festa e tifo per tutti i piloti sul Trivio. Ma sì, difatti quando si arriva sul Trivio e ti vedi questo muraglione di gente, ogni volta mi viene il pelo dritto, anche adesso che ne sto parlando, ricordandomi dell'anno scorso, è sempre un'emozione, sì. Senti, l'affiatamento con Giorgio ormai gara dopo gara direi che è quasi perfetto, anche perché possiamo dire che equamente suddividete un'esperienza importante nei rally tra voi due. Ma sì, ormai la fiducia è massima, no? Abbiamo cominciato insieme, abbiamo intrapreso insieme questo percorso nel mondo del motorsport, quindi siamo cresciuti assieme
e per cui la fiducia è proprio al massimo dei massimi, assolutamente. Spieghiamo un po' agli amici a casa che magari non conoscono molto il mondo dei rally. Ci sono praticamente delle ricognizioni in cui voi, ovvero pilota e navigatore, passate segnando, diciamo, delle note. Quanto è importante a tuo avviso? Perché alcuni tengono un po' tengo a sottolineare che sottovalutano le ricognizioni, altri invece ne fanno un pilastro di quella che è la gara. Ma direi che è fondamentale, sono fondamentali le ricognizioni perché appunto ti permettono di descrivere al meglio quello che sarà il percorso che affronterai in gara, quindi detterai le note al pilota. Ecco, grosso modo in una gara di quelle che hai già affrontato, per dettare le note, cioè la stesura delle note sul roadbook, quanto ci mettete grosso modo ogni prova? Questo è per dare un'idea amici a casa, io lo so, però è giusto dirlo anche. Circa 2 o 3 giri per ogni prova sono sufficienti, però ovviamente questo si affina, la tecnica si affina con gli anni. Io sto ancora affinando, cercando di avere più accortezze e di essere un po' più preciso nel descrivere le curve, ecco, perché è proprio fondamentale. Chiaro, poi ci si deve adeguare, cioè il navigatore deve veramente navigare in simbiosi con quello che è il pilota, perciò ci deve essere completamente come dire, un'intesa perfetta tra quelle che sono le stesure delle note e poi la lettura durante il rally. Sì, assolutamente sì, è proprio fondamentale. Matteo, noi ti ringraziamo, grazie di questa tua presenza, ti auguriamo ovviamente assieme alla Giorgia Tullio, la tua navigatrice, un ottimo rally del Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali di agosto, ovviamente in bocca al lupo e continua, diciamo, a divertirti tirando la leva andando di traverso. Grazie mille, ciao a tutti. Buonasera, si parla di ruote in pista, ma non solo. In collegamento da Trieste abbiamo Emanuele Beraldo. Ciao Emanuele. Ciao, ciao a tutti. Allora noi partiamo da quella che è la stagione attuale, tu lo ricordiamo, sei un pilota eclettico, spazi dalle 2 ruote in pista, la velocità in salita, tanti anni fa anche con lo scooter sempre in pista, perciò una esperienza importante la tua che poi ti porta anche a fare il docente per quanto riguarda appunto istruttore sulle 2 ruote. Allora partiamo innanzitutto dalla nuova stagione, dove ti vede impegnato, io so già qualcosa, ma raccontiamolo anche agli amici di Telefriuli. Allora, sì, ciao a tutti. Questa stagione ho deciso intanto di tornare nei circuiti, nei autodromi, e visto anche che l'infortunio che ho avuto lo scorso anno a metà stagione, e diciamo in allenamento, non durante le gare, e quest'anno ho deciso di fare la wild card in vari campionati. Quindi ho fatto la prima tappa a Brno, pista in cui non ero mai stato e che l'ho trovata fantastica come immaginavo, dentro un campionato tedesco. E la seconda gara l'ho fatta a Magione dentro il contenitore del Motestate, però correndo nel Trofeo Italia. Ecco, Trofeo Italia però mi raccontavi fuori onda che ti scontravi in una classe molto aperta a livello proprio di moto, perciò c'è stata sicuramente una bella battaglia anche tra moto e moto con diversi valori in campo. Sì, sì, infatti. Allora, il Trofeo Italia era un trofeo che a suo tempo aveva un grosso successo, che prima era l'Interforze, quello di tutte le forze militari italiane, eccetera. Dopo è diventato il Trofeo Italia e dopo era svanito. È tornato quest'anno come prova in data unica a Magione e hanno visto per dopo ricominciare col prossimo anno facendo più gare, insomma più round. E ero dentro la classe 1000 Open, che dopo era nel contenitore del Motoestate 1000 Open, cioè la classe regina del Motoestate, quindi io con la unica Naked, la mia fedele Tuono V4, che va bene certamente, ma con le super sportive insomma paga comunque quei 30 cavalli e anche l'aerodinamica ovviamente. Con la Tuono però qualche anno fa hai vissuto dei bei ottimi momenti a livello di trofeo, raccontaci quella che è stata appunto una stagione esaltante per te.
Sì, sì, e beh, diciamo che sono riuscito a guantare dei secondi posti a Misano e anche un primo a Vallelunga. Insomma, mi ha dato le sue soddisfazioni. Ma come mai una gara di campionato tedesco a Brno? Come ti è venuta l'idea? Perché è una cosa Ma piuttosto perché appunto strana. volevo, come ho detto, quest'anno non voglio, cioè non ho interesse di fare un campionato intero, diciamo, seguirlo interamente e di fare la wild card. Brno volevo provarla e il campionato tedesco fa una Aprilia Cup che invece in Italia non c'è più, c'era anni fa ma non c'è più, e per i pochi partecipanti credo. E invece qua c'era la griglia tutta Aprilia, quindi maggior parte RSV4, cioè le carenate, ma anche varie tuono. E si correva tutti insieme, ma dopo c'erano le classifiche separate. Io volevo provare una pista così storica e insomma, famosa e infatti sono rimasto contentissimo. Ecco. È veramente bella. Com'è andata poi raffrontato soprattutto alle moto gemelle la tua? E, beh, là ho fatto quarto, considerato che era una pista che è la prima volta che ci andavo e ho avuto poco tempo, diciamo, per memorizzarla e non è tanto facile perché, insomma, è più grande del Mugello, però è quarto a 2 secondi e 8 dal primo, quindi insomma, che è uno che conosce molto, che, insomma, che vince sempre Brno, quindi insomma, ho avuto soddisfazione, ecco. La pista non la conoscevi, perciò dovevi memorizzare tutto. Quanto conta conoscere e memorizzare un tracciato ed avere praticamente una sicurezza massima? Allora, sì, diciamo che in una pista nuova, come adesso andrò a fare a Cremona, perché questo lunedì vado infatti a un Dunlop Track che c'è di prove libere a Cremona, perché vorrei fare la gara a fine settembre proprio a Cremona e non ci sono mai stato, quindi voglio andare per conoscerla prima. E così anche per no, appunto, sono andato là un po' alla cieca. Mi sono aiutato un po' con qualche video on board e con qualche, diciamo, vedendo la cartina, insomma, la mappa di come gira la pista, però dopo quando si è là, chiaramente, i primi giri un po' ci si cerca. Beh, è una pista spettacolare. Io ho avuto così la fortuna anche di viverla con una gara da spettatore in MotoGP. Ti posso dire che sì, va bene il Mugello, però non ha niente da invidiare, Bernò. No, ti dirò la verità che io al Mugello lo conosco molto bene, ci ho fatto tantissime gare e mi è piaciuto più il Bernodi del Mugello, cioè l'ho trovato ancora più affascinante, ecco. Tu però sei un pilota che non disdegna neanche le gare di velocità in salita. Parliamo perciò non di circuiti, ma di strade normali che vengono adattate alle competizioni. Anche lì tanti anni di belle soddisfazioni. Eh sì, diciamo come road racer ho cominciato nel 2009 e, diciamo ho saltato solo il 2013 che sono tornato nei circuiti e dopo fino al 2016 compreso. E dopo di nuovo per 3 anni sono andato nei circuiti per ricominciare con la salita nel 2021. C'è poi E sì, chi sì, sì, ho C'è corso poi anche chi l'europeo in ultimamente, salita un come anno. il tuo quasi omonimo, come soprannome Barry Rivellini, si è rigettato di nuovo nella velocità in salita. Cosa ne pensi, visto che non ci sente nessuno? È troppo vecchio o riesce ad andare ancora forte? No, no, riesce ad andare ancora bene. Diciamo, quest'anno ha, diciamo, non è handicap, perché anzi invece è un pro della moto nuova, però è chiaramente bisogna anche adattarsi, adattare la moto e adattare il binomio moto-pilota. E invece il ricordo che hai, perché tu hai corso praticamente anche con gli scooter, erano anni particolari, anche lì un qualcosa di molto particolare, io lo ricordo. Qual è il tuo pensiero di questo tipo di competizione che chiaramente mette in luce anche dei marchi che poi si trovano in concessionario, perciò farli correre, dare della visibilità è sicuramente importante. Sì, a suo tempo era venuto, diciamo, è stato uno dei pionieri, perché era venuto fuori questa idea di correre con i maxi scooter, perciò non con i scooter, quelli piccoli classici 70 che hanno corso già da tanti anni prima, nel Malosio, Polini, eccetera. E ho deciso di imbarcarmi in questa avventura
un po' supportato insomma da amici meccanici. E il primo anno mi pare, adesso non mi ricordo se ho finito terzo o quarto, e il secondo anno, cioè il 2006, invece ho vinto il titolo italiano. Ed è stato insomma divertente, ecco, è stata una parentesi divertente che poi mi ha portato anche aiuti di sponsor e insomma visibilità, perché vincere comunque un titolo, anche se con uno scooter è sempre due ruote sono, sempre Vallelunga, Magione, c'era Franciacorta, quindi piste vere. Senti, tu hai nominato alcune piste adesso, prima ne avevamo parlato di Mugello e Brno, ma qual è la pista che tu puoi dire di conoscere bene, ma soprattutto molto adatta alle tue caratteristiche di pilota? Allora, diciamo che le piste che un po' più alla vecchia maniera, che quindi appunto si avvicinano un po', anche se con tanta più sicurezza dei circuiti stradali, sono sicuramente Imola e Vallelunga, e che sono le mie preferite in Italia. Diciamo che Imola ci ho corso, ci ho fatto anche delle gare, però è un po' sempre più difficile perché è abbastanza chiusa per vari motivi, quello del rumore e altri problemi. Non si riesce a girare molto facilmente a Imola. Invece Vallelunga è una pista appunto in cui ci ho fatto tante gare, e anche se è lontana perché è Roma, ci torno sempre volentieri perché appunto forse diciamo dopo Imola è la mia pista preferita in Italia, Vallelunga. Senti, hai parlato di una gara a settembre, ma la tua stagione continua anche prossimamente o devi ancora scegliere quelle che saranno le gare con wild card dove ti vedranno protagonista? Ma allora sì, diciamo che ho deciso che le ultime due wild card le farò tutte e due nel stesso campionato, quindi nel moto estate, però proprio questa volta nella classe naked, cioè quella che insomma che mi spetterebbe, ecco, dopo aver fatto gli exploit che ho fatto diciamo in Repubblica Ceca e a Magione con le carenate. E quindi adesso appunto questo lunedì qua, 25, vado ad allenarmi a Cremona e a conoscere il circuito. E dopo il 6-7 di agosto farò la gara a Varano, appunto nella categoria NAC del motoestate, e l'ultima sempre del motoestate, che sarà appunto a Cremona. E poi chiaramente la tua stagione professionale continua anche con la Rock and Roll Racing. Lì non si parla di competizione, ma si parla di insegnamento alle due ruote in vari circuiti. C'è la fortuna per molti anche di partecipare a 4,5, ma non solo, si spazia anche oltre in altre zone d'Italia. Sì, adesso noi siamo anche tutti tesserati, gli istruttori di Rivellini, sono tutti tesserati AXI, che è che è un riconoscimento importante a livello anche europeo, e quindi appunto una bella certificazione, e i nostri corsi continuano, anzi i prossimi sono il 29, 30, 31 a Tolmezzo, e dopo anche in agosto abbiamo delle date, e dopo continuerà anche a settembre e penso anche i primi di ottobre. E niente, insomma, Gran belle si va opportunità. avanti. Ecco. Sì. Barry, noi ti ringraziamo, ovviamente ti auguriamo una buona stagione sia professionale nell'insegnamento, ma ovviamente anche quella con le competizioni, appunto per il nostro Barry Emanuele Beraldo da Trieste. Grazie e buona serata. E ringrazio tutti, saluto tutti i sostenitori, F Motori e te Marco, e anche i miei sponsor principali che sono McDonald's Trieste, Moto Charlie e Rock and Roll, e anche il Motoclub Vafna, che è quello che mi supporta come tesserato. Trappanero per